Per questa puntata pre-ferragostana di Screenshot ci troviamo nel comune di Taipana, esattamente nella località di Prossenico. Perché siamo venuti qua? Perché vogliamo raccontarvi una storia, quella di 20 ragazzi che sono venuti qua a fare un campus in una località che ha solo 12 abitanti. Insomma, hanno cercato di ripopolare un luogo che potrebbe essere emarginato. In verità è un luogo bellissimo, basta passeggiare per le vie di questa strada. Allora, a raccontarci questa storia e a introdurcela Luca Rui, che è il direttore del Tomadini, che ci spiega un po' come è stato organizzato questa iniziativa lodevole. Intanto buonasera a tutti, ma è stata organizzata avendo una visione di un film che volevamo realizzare, quindi abbiamo pensato al copione, a tutto quanto, ai registi che sono i miei 4 istruttori. E diciamo che come l'hanno realizzato i bambini in questa settimana è stato ben oltre alle aspettative che avevamo, quindi diciamo che il film è venuto fuori molto meglio di quello che avevamo in testa noi, insomma, ecco, quindi diciamo che la location è stata favolosa, gli abitanti, chi ci ha supportato e tutto quanto è stato dalla nostra parte. Cercavamo un posto dove ci fossero le persone giuste, 4 li ho portati su io, tutti gli altri erano già qua. E quindi insomma diciamo che abbiamo portato i bambini in un luogo giusto per loro e alla loro dimensione. Questo è il paese dell'orso, però ho parlato prima che non ci sono orsi, è un paese tranquillissimo, dove vive la pace, dove praticamente si può fare qualsiasi cosa, divertirsi all'aria pura, all'aria aperta. Sì, dove viveva la pace finché non sono arrivati loro questa settimana, quindi questa settimana insomma è stato un po' meno pace, però assolutamente sì, dove loro, ma anche noi abbiamo potuto essere liberi di divertirci, di giocare, di decidere cosa fare del proprio tempo e quindi diciamo che è un paese dove regna la pace, ma è un paese che consente la libertà di altri tempi. Perché proprio Prosenicco? Perché proprio questa località? Quando è venuto in mente dire Prosenicco? Allora, è venuto in mente durante l'inverno, venendo su spesso in queste zone, diciamo pure che il lockdown e cose varie ha aiutato perché siamo andati in posti un po' più vicini e quindi abbiamo conosciuto posti nuovi. Poi ho avuto la fortuna di conoscere gli abitanti del posto, le pro loco del posto, le attività del posto e insomma è venuta fuori questa idea perché sembrava il contesto giusto, Allora, ripeto. ci puoi presentare un po' di persone? Puoi cominciare dagli animatori, Comincio poi anche sicuramente, chi sì, ha partecipato, le Proloco, il comune, assolutamente. immaginiamo, insomma, che qua non può esserci presente oggi perché il sindaco è impegnato, lo salutiamo, però insomma tutti viene coinvolti in questa iniziativa. Innanzitutto i 2 animatori che ci accompagnano in questa presentazione, insomma. Assolutamente, sono 4, 2 sono lì, 2 sono 2 più qua. 2, due che però parlano sono... Sono Sandro e Claudia. Benissimo, Ecco, ok. diciamo che un buon coordinatore si affianca di collaboratori più bravi di lui, no? E diciamo che qui ci sono 4 persone più brave di me che hanno fatto il lavoro molto bene. Sandro, che tipo di iniziativa avete fatto questa settimana? Beh, innanzitutto abbiamo cercato di mettere a proprio agio i ragazzi e quindi in realtà c'era un programma di massima in cui erano previste delle uscite. Col furgoncino abbiamo portato i ragazzi in vari luoghi qua nei dintorni. Dopodiché, insomma, il programma lo facevano i ragazzi, quindi se avevano voglia di leggersi un libro o di organizzare qualche gioco tra di loro, erano liberissimi di farlo. Quindi noi abbiamo solamente fatto da, diciamo così, supporto logistico, ecco, mettiamola così. Quindi il nostro contributo è stato questo, insomma, rendere sicuro un qualcosa che già lo era e lasciare che i ragazzi si organizzassero per conto loro, ecco. Escursioni? Le escursioni, beh, io le C'è da lascerei. passeggiare qua, eh? Sì, c'è molto da passeggiare, io le lascerei commentare ai ragazzi. Comunque, Ok. insomma, siamo passati dal Rio Bianco al Non Monte svegliamo Lido. troppo i nomi, è giusto farglielo dire ai ragazzi, no? Che se Ah, si ricordano, Hai perché ragione, ci hanno imparato hai tutto, ragione. insomma. Però Comunque ci sono state un po' di escursioni gradite, credo. C'era un po' da camminare, come hai detto giustamente tu, e insomma si sono fatti un po' di muscoli, mettiamola così, dai. Claudio, bei posti questi. Eh sì, davvero dei bei posti incantati e anche i bambini sono rimasti
a bocca aperta, anche perché sembra un paesino di poche persone, invece pian piano con le gite che abbiamo fatto abbiamo scoperto veramente eh, montagne, colline, posti, boh, ti diranno poi loro, posti in cui Far di anche capire che alla lì fine voi sì. lasciate parlare più i No, bambini per che farvi parlare. vedere veramente che cosa gli è rimasto nella testolina. Perché ricordiamo poi che ci sono stati avvenimenti di guerra non da poco e li abbiamo fatti ricordare, li abbiamo portati veramente nelle colline dove potevano vedere dove ci sono state battaglie e quindi Quindi sono anche storia, divertiti, insomma. ma li Storia. abbiamo anche un po' educati. E il rapporto con la gente, con gli abitanti? E c'è qualcuno già che ride, la signora là dietro. Sì, perché la signora ieri quando abbiamo fatto la caccia al tesoro ci ha aiutato un sacco e quindi oh che bello vedere i bambini, sì sì sì, andate di qua, andate di là, sì sì, quindi Sapeva siamo già stati tutto. sì. Aspetta, andiamo dalla signora, mi incuriosisce, mi incuriosisce. No, no, no. Allora, no, ma che tesoro doveva trovare? Che tesoro doveva trovare, signora? Oddio, quello della guerra. Lei abita da tanto tempo qua? Da sempre abita qua? A Io Prosenico? abito adesso a Artemis da tanto tempo. È nata a Prosenico? Oui, Ui. oui. Mm. Le manca sto posto? Sì, veniamo pur sempre. Quindi, insomma, perché è bello Prosenico? Perché uno che nasce dopo cerca di essere bravo con tutti. È Allora- vero, siamo allora- bravi con tutti. Benissimo, allora se non sbaglio, mi hanno detto che c'è il signor Gregorio, che la signora dice di sì, non vuole essere intervistata, però sempre che annuisce e dice tante di quelle cose dietro la telecamera. Gregorio, che è l'anima la mente Diciamo di questo posto, perché Sì. c'è nato, vive. No, io sono nato e purtroppo per cause contingenti, come è successo un po' per tutti, per motivi di lavoro, eccetera, mi sono dovuto allontanare già nel 72, però comunque sono sempre tornato volentieri. Dopo il terremoto abbiamo sistemato, come molti altri del paese, le case qui e cerchiamo di tornare più volte possibile, no? E soprattutto quest'anno ci ha fatto molto piacere questa iniziativa portata avanti da Luca, che ha, diciamo, dato una nuova vita a questo paese. A me mi sembra di essere tornato bambino, quando su questa piazza si giocava in 30-40 bambini, no? Nella scuola eravamo in tanti, che i bambini infatti mi hanno chiesto l'altro giorno, quando sono stati giù a vedere qui un manufatto che abbiamo fatto insieme a della gente del paese, un ponte per la precisione, e mi hanno chiesto com'era la storia della nostra scuola e lì gli ho raccontato che avevamo 3 classi di asilo, la prima e la seconda con una maestra, sopra, nel piano sopra dove adesso dormono, c'era la terza, la quarta e la quinta. Insomma, avevamo una realtà nostra dove si viveva tutto sommato bene, no? Qui Quanti abitanti c'erano quando lei è nato? quando sono nato io saranno stati sui 500 persone. Addirittura. Sì, io sono nato via nel 72 ed eravamo ancora oltre i 300. Ecco, lei si immagini poi, diciamo... Cosa c'era qua? Ma- Bar, Sì, supermercati sì, anche, il paese negozi? era completamente autonomo, avevamo il panificio, avevamo 3 negozi di alimentari, 2 osterie, quindi diciamo anche in inverno, quando qui veniva quella volta anche più di 1 metro di neve, noi diciamo anche per una settimana riuscivamo ad essere autonomi, e specialmente noi bambini, se la maestra non c'era era un surplus di vacanze, insomma, ecco, nella neve a tirarci palle di neve, a far pupazzi, eccetera eccetera. Ecco, questa qui era un po' la nostra vita di confine con la nostra cultura, che, come spiegavo l'altro giorno anche ai ragazzini, era una cultura con radici magari slave, che però tramite l'istituzione era comunque una cultura latina, perché noi ci sentivamo sempre italiani, ma con la nostra cultura che era contaminata anche da quella slava, no? Perché poi qui comincia, diciamo, tutti i popoli slavi, dall'altra parte i popoli latini, e col tempo ci siamo resi conto della ricchezza che ci dava questo posto. Allora, Insomma. qua è stata fatta una caccia al tesoro, adesso le faccio un indovinello a lei, che mi vediamo. piacerebbe come curiosità, vediamo se lei ha trabocchetto. L'abitante più anziano è quello più giovane qua. Cioè, L'abitante più anziano è quanti ne ha e quanti ne ha il più la giovane? signora Maria, che ha 94 anni, non abita qua,
però comunque è originaria, se no la signora che abita qua, che ne ha 93, la mamma della Alba, la Alma. La signora Alba? Sì, la signora Alba, io gradirei dicesse 4 parole, perché a differenza di me è la signora proprio che vive qui in paese con una sua attività, eroicamente, insomma, diciamo, perché non è facile poter pensare e portare avanti un'attività in questi posti, insomma, ecco. E qua si fa figli? No. Infatti sua figlia, io se non sbaglio, è l'ultimo nato più o meno. Anche se il sua più anziano e il figlia- più ecco, giovane. sì. Allora andiamo a dare. Sì, Allora, prego. lei Gregorio stia qua, che dopo mi porta dentro nel Museo della Civiltà Benissimo, Contadina, no? benissimo. Farci vedere cosa conserva, che è qua vicino. E la signora Alba invece mi può dire cosa vuol dire avere l'abitante più giovane e l'abitante più anziano. Sua mamma era la più anziana, che porta eroicamente avanti l'attività. Sì, no, io sono tornata in paese praticamente dopo 40 anni che sono andata via. E ho preso in gestione l'osteria che era stata fondata dal mio bisnonno nel 1901, è sempre stata in famiglia tramite un temporaneo di 7 anni di un'altra persona, poi era chiusa e ho deciso di tornare e di riaprire perché mi sembrava giusto, anche nel rispetto di chi non c'è più e di chi ha lavorato tanto per questo paese, non lasciarlo morire, insomma, ecco. E sì, quando eravamo piccoli c'era tutta questa mularia, insomma, ecco, e quindi sì, ti fa piacere vedere che comunque ci sono dei bambini o dei ragazzini che vengono su e che magari si trovano anche bene e che magari, non so, potrebbero anche tornare o anche decidere quando saranno un po' più grandi magari di venire a abitare qua, ecco, perché no? Ecco, Luca, li portiamo un'altra volta questi ragazzi, no? Anche Assolutamente il sì, prossimo anno, li portiamo magari. noi, ma Per spero capire che... questi posti, adesso li chiederò ai bambini se magari gli piacerebbe venire qua anche in vacanza un domani per portare avanti alcune tradizioni. Esatto, dicevo, li riporteremo noi, ma spero più che altro che li riportino i genitori nei weekend o quando hanno delle giornate libere. Insomma, l'obiettivo è proprio quello, creare negli anni un numero di bambini, 2, 3, 4, che si saranno conosciuti in questi camp, che avranno la voglia di tornare a Prossenico per farsi un weekend, una settimana, quello che vorranno. Quindi io, a differenza della signora Alba, che sicuramente ha una visione più realistica di me, sono molto ottimista. Quindi penso che portando un po' le attività così, pian pianino, un po' alla volta, si possa creare una base importante che poi un domani speriamo che sia la realtà. Allora, andiamo in pubblicità e poi andremo direttamente nel Museo della Civiltà Contadina e poi andiamo a intervistare i ragazzi, anzi interrogarli. Va bene. E capire se sono stati contenti oppure se vogliono tornare. Va bene? Perfetto. Ok, pubblicità. Eccoci tornati con Screenshot, grazie a queste immagini di Francesco Snidero che ci fa vedere una ripresa in bianco e nero perché ci troviamo all'interno del Museo della Civiltà Contadina qui di Prossenico, sempre con me Gregorio, ve l'avevo annunciato, ve l'avevo promesso, che ci spiega un po' che cosa troviamo all'interno di questo museo. Allora, questo qui è un museo della civiltà contadina nostra. Praticamente qui in questo museo troviamo degli attrezzi di uso quotidiano che non necessariamente rappresentano proprio dei mestieri veri e propri. Qui la gente con questi attrezzi viveva tutti i giorni. La nostra economia era un'economia quasi di sussistenza, quindi c'era quello che serviva, diciamo quasi per sopravvivere, il lavoro nei campi, la manutenzione della casa. E poi ci sono anche qualcosa che riguarda gli svaghi, appunto dei costumi di carnevale. Adesso facciamo vedere ecco, con le immagini. qui come ci vedete porta ci direttamente sono Francesco. vari attrezzi Sì. che servono praticamente a fare un po' tutto nella casa. Ecco, qui E se qua ci voi... sono dei costumi. Ecco, questi qui sono i costumi, diciamo, come vedete, fatti con indumenti poveri e che rappresentano praticamente la tradizione del paese. Queste qui erano le maschere chiamate teliepe, praticamente le maschere belle, venivano fatte con comunque fondamentalmente con degli avanzi, no? Però erano molto colorati e faceva sì che queste maschere erano abbastanza belle da vedere. Altre magari facevano un po' più paura, no? Tipo questo qua si chiamava il peioner. Il peion era praticamente un involucro che teneva dentro i cartocci delle pannocchie, no?
serviva per dormire. Diciamo la maschera che si vestiva con questo, indossava questo involucro, lo riempiva magari di fieno, poi correva dietro ai bambini per spaventarli. Quello lì era sempre una coperta con delle corde che si usavano per portare il fieno, e anche questo era praticamente le maschere teherde, quelle brutte che dovevano spaventare i bambini. Te lì erano le belle, le altre erano le brutte, ecco. Qui avete una parlata tutta vostra particolare, eh? Sì, sì. Ci può dire qualche frase in, come si dice, prosenichese? Sì, Non so. Ponassing si dice. Ponassing. Ponassing vuol dire alla nostra maniera, perché qui ogni paese, pur riuscendo a capirsi da un paese all'altro, comunque c'è una piccola inflessione dei piccoli vocaboli che in minima parte variavano, no? E allora per questo è diventato Ponassing, che chi parlava il dialetto di Prosenico era diverso da quello di Platiskis, diverso da quello di Montaperta, diverso da quello di Taipana, e c'era questa contaminazione che era prodotta un po' dall'isolamento, perché i paesi, essendo isolati ma numerosi, creavano una parlata autoctona, diciamo, che era leggermente diversa dalle altre. Ecco. Per esempio dire come stai? Questo is. Ecco. Tutto bene? Sì. Sve dobro. Sì, noi diciamo che ci si capiva a suo tempo abbastanza anche con gli sloveni. Più vicino allo sloveno che al friulano. Sì, beh, certo. Diciamo che il dialetto di Prosenico era abbastanza contaminato col friulano e con il tedesco, soprattutto dovuto anche alle migrazioni proprio di inizio secolo parlo del Novecento, e di fine Ottocento, perché molte persone del paese per necessità hanno dovuto andare anche a lavorare in Austria e qualcosa portavano delle lingue che imparavano, che parlavano all'estero, diciamo, ecco. Allora siamo tornati all'esterno perché qua c'è una casa dove ci sono 4 persone, però ho scoperto che vengono non dal Friuli ma addirittura da Vicenza, per venire a Prosenico. Come mai? Perché più di 50 anni fa ho sposato una di questo paese e ci torniamo sempre ben volentieri, addirittura adesso che siamo in pensione torniamo quasi 3 mesi e più all'anno e stiamo a riscoprire questo paese che è una nicchia fuori dai discorsi turistici, però è tutto da scoprire. Cosa dice a questi bambini che sono venuti? È una cosa stupenda e sentire il vociare di questi bambini. Io vengo qua per essere tranquillo, ma è ancora più bello sentire i bambini perché diciamo 10-12 anziani, gioco forza, si sta bene, si parla, però i bambini che portano la vita in questo paese qua. Allora, io la ringrazio, il signor Renato. Grazie Renato. E per averci portato anche alla scoperta di una visione di un vicentino all'interno della realtà di Prosenico. E insieme a Francesco allora proseguiamo il nostro viaggio, che a dire la verità si sta per concludere, però perché questa iniziativa fatta, che abbiamo detto molto carina per poter ripopolare un posto insomma, dove ci sono 12 abitanti, è stata organizzata grazie alla collaborazione di 2 Proloco. Qui ne abbiamo una. Buonasera. Buonasera. La Proloco, amici di Prosenico. Amici di Prosenico, ecco. Cosa vuol dire creare una Proloco all'interno di una comunità così piccola e portare avanti delle iniziative? Sì, non è proprio facile. Noi cerchiamo di soprattutto creare un gruppo di amici che hanno voglia di ricordare le radici del paese e cercare di dare anche un futuro al paese. Questo è il nostro scopo principale. Io vengo da Vicenza, ho coinvolto... Un'altra da Vicenza, già il signor Renato... È il papà! Ah, ecco, c'era il trucco a questo punto. Ho coinvolto mia moglie in questa avventura e l'ho sposata perché gli piace Prosenico. Come mai le piace Prosenico? A me ha incantato fin da subito, perché mi piacciono. Anche il fatto che sia questo posto di frontiera è molto affascinante, mi piace tanto. Ho sentito un po' la parlata, semi-slovena, friulana, insomma, sì. Tutta autoctona. Sì, no, davvero, e poi comunque il posto, la gente, mi piace un po' tutto, mi ha affascinato il fatto che anche in estate si ripopoli, ma verso l'autunno, in inverno non ci sia quasi nessuno, e ha il suo perché. Però adesso non ci sono più di 20 bambini che insomma hanno ripopolato. Infatti, è stata una settimana veramente bellissima e come dice lui, veramente si pensa ad un futuro, sicuramente. Noi abbiamo una bambina
che praticamente è, non dico che sia nata a Prosenico, ma a 2 mesi già l'abbiamo portata qui e lei tutte le estati è qui ed è una prosenicana praticamente, e siamo sicuri che anche in futuro amerà questo paese, non ci si trasferirà credo, ma passerà le estati magari con la sua famiglia. Allora, ci portate dai ragazzi? Allora, ci sono dei ragazzi che abbiamo scelto che vogliono parlare, insomma, vogliono dire la loro, di come è andata in questa settimana. Adesso ve li presentiamo. Andiamo dal primo. Eccolo qua, il primo falso volontario. Tu ti chiami? Alessandro. Alessandro, allora, adesso i tuoi istruttori hanno detto che volevano sentire tutto dove siete andati. Mi raccomando, tutti i posti, dal primo all'ultimo. Ok, allora. No, non è un'interrogazione. Lo so. E meno male che non è un'interrogazione. Siamo andati soprattutto a passeggiare sulle montagne, siamo andati alle sorgenti del Rio Bianco, il primo giorno al Natisone, abbiamo sentito molte leggende della guerra, tra le quali quella che mi è piaciuta di più è stata quella del mitragliere sconosciuto, dove un fante che si è improvvisato mitragliere nella cappelletta sul Monte Stoll ha tenuto fermo l'esercito tedesco per 36 ore. Permettendo all'esercito italiano di preparare un'ultima difesa prima dell'arrivo dei tedeschi nella pianura. Farà lo storico sto qua, bravo, un bel applauso! Allora, cosa ti è piaciuto di più? A me mi è piaciuto di più lavorare l'argilla. Come mai? Abbiamo costruito delle foglie in argilla e ci è durato un'ora a farlo, con tutti i dettagli, mi era molto piaciuto. Allora, volevo sapere se questo posto vi è piaciuto alla fine, perché avete fatto tantissime attività, gli istruttori sono stati bravi, però alla fine questo posto è bello? Verresti qua a viverci in vacanza? Certo, certo. Sì. Perché? Innanzitutto perché ci sono molte persone gentilissime e anche perché puoi fare passeggiate di ogni tipo, in montagna, in pianura, ai fiumi. Però non lo conoscevi prima sto posto, quando ti hai detto andiamo a Prosenico, ma che cos'è tu hai detto? Dov'è? No, c'ero stata prima, però non avevo fatto tutte queste passeggiate che ho fatto qua, ho scoperto tanti posti che non conoscevo prima. Ecco, vogliamo sapere anche da te se ti piacerebbe tornare. Sì, mi piacerebbe tantissimo tornare perché... Porti i genitori la prossima volta, no? Sì, è stata la mia prima esperienza senza genitori qui, è stato bellissimo, soprattutto per le passeggiate che mi sono piaciute tantissimo. Anche se erano un po' faticose, però alla fine quello che c'era alla fine è stato bellissimo, uno spettacolo pazzesco. Benissimo, allora, non so quanti minuti ci mancano, 2 minuti per le conclusioni. Allora Luca, eccoci qua, insieme ai tuoi istruttori magari vicino, no? Allora, come concludiamo? Magari anche che immagino dovreste ringraziare, abbiamo citato una Proloco, però ce ne sono tanti altri insomma, che hanno aiutato per l'organizzazione. Sì, assolutamente. Io prima di tutto ringrazierei i genitori che ci dimostrano una gran fiducia lasciandoci i bambini a fare queste esperienze qua. E spero che sia una fiducia ripagata, perché comunque si vanno a fare escursioni anche a tratti non pericolose, perché stiamo sempre attenti alla sicurezza. Però insomma l'incidente può succedere, grazie a Dio non è successo, quindi prima di tutto ringrazio i genitori. Poi c'è una sfilza di persone da ringraziare, i miei 4 istruttori, come ho detto prima, che sono quelli che hanno fatto praticamente tutto, il sindaco di Teipana e l'amministrazione comunale, Alan Cecutti, le 2 Proloco del posto, nella figura di Loris e Sonia, che oggi purtroppo non è qua, Gregorio, che ci ha accompagnato anche ieri al Ponte della Capra ed è stata un'esperienza per me, ma spero anche per i bambini, bellissima. Le 2 attività del posto, l'Osteria al Centro e l'agriturismo Brez May, che ci ha ospitato a cena diverse sere. Gli abitanti di Prosenico. Ecco, gli abitanti, facciamoli vedere gli abitanti. Ecco, che voglio salutarvi con un tipico yuhuhui. Ecco. Quindi gli abitanti di Prosenico e gli attori, ovvero i bambini. Bene. Ecco. Ok, allora. Adesso volevo grazie. Con un urlo tipico che facevano una volta per chiamarsi da vallata a vallata. Ok, allora Gregorio,
Venga qua. Allora, che cos'è questo? Allora, questi sono gli abitanti, no? Lei è la nonna del sindaco. Lei invece è da qua che abita da tantissimo tempo. Sì, io sono venuto nel all'80 dopo il terremoto qui. Ho partecipato alla ricostruzione di queste... Però lei non è originario di Prossenico, l'ha parlata mi sembra abbastanza... Calabrese. Oh. La Calabria fin qua è una cosa stupenda. Poi sono andato via e poi sono ritornato perché è un paesino che è piacevole, che si sta bene, c'è un'atmosfera positiva che tutti quando vengono qui le piace di stare qui. Ecco. E quindi hanno piacere starci. Lei? Io mi chiamo Maria, sono nata qua in questo paese del 1928 e abito ad Aosta da 64 anni e vengo volentieri al mio paese, ho le radici mie qua e cos'altro dire. Allora mi fate questa cantata? Mi fate questa Yuhuhui, sì, dai. Ma io non so se ho la voce. Proviamo, dai. No, Bene, da Prossenico è tutto. Buona serata e buon Ferragosto a tutti. Arrivederci.